Magnifico Rettore, Cantiere Friuli, da quale idea nasce? Nasce in occasione del quarantennale, perché noi quest'anno è stato il quarantennale del terremoto, l'anno scorso, e noi l'anno prossimo facciamo il quarantennale all'Ateneo e quindi volevamo fare il compleanno dei 40 anni immaginando un progetto forte che ricollocasse l'università nel solco della sua nascita, e cioè quella di essere a servizio per la rinascita culturale, sociale e economica del Friuli, e quindi ci è piaciuto immaginare che l'università restituisse a 40 anni dalla sua nascita un patrimonio di idee, di esperienze e di progetti futuri con cui confrontarci con tutte le persone rilevanti che sul territorio hanno idee, visioni, esperienze, e insieme individuare le direzioni giuste su cui poi ingaggiare chi deve fare le decisioni politiche, quindi in primis la Regione, ma anche i comuni, anche le agenzie regionali e tutte le categorie economiche e sociali, ma anche io sto pensando al mondo del volontariato e culturale, quindi un grande progetto che possa dare significato all'università e al Friuli, che è il luogo in cui l'università opera. Qual è l'aspetto innovativo di questa proposta? Questo innovativo è che per la prima volta riusciamo a trascinare tutti i colleghi di tutti i dipartimenti in progetti che hanno una finalizzazione molto spinta, e quindi la multisezionalità che è sempre invocata questa volta è il punto di partenza. È una grande sfida, speriamo di vincerla. Ci sarà anche un impegno economico che non è una cosa che si vede spesso, Nel diciamo. piano strategico abbiamo immaginato 600.000 euro per pagare attività di ricerche, di borse di studio, di assegni di ricerca, di postdoc. Immaginiamo anche di metterne altri, speriamo che siano anche gli altri enti interessati a proporsi dei progetti cofinanziati, e quindi questo è il punto di partenza, ma possiamo continuare su questa via.